Questa è la storia di Porta Leoni, una delle più antiche porte di Verona. Costruita dai Romani nella seconda metà del I secolo a.C., collegava il cardo massimo della città con la diramazione per Ostiglia della via Claudia Augusta, che univa il Veneto con la Baviera. Questa porta è stata costruita assieme alle mura e a Porta Borsari dopo la definitiva romanizzazione della Gallia Traspadana del 49 a.C. e dello spostamento dell'abitato di Verona sull'Ansa dell'Adige. La porta era a pianta quadrata con lati di 16,70 m, dotata di una corte centrale dove venivano controllati gli accessi e verso l'esterno aveva ai lati due alte torri difensive poligonari. Durante la prima metà del I secolo Verona viene monumentalizzata e la porta in mattoni viene dotata di nuove facciate decorative in pietra bianca della Valpantena con uno schema molto diverso da quella di Porta Borsari. Semicolonne inquadravano i due archi sostenendo due timpani. Il livello intermedio aveva 6 finestre incorniciate da semplici decorazioni lineari in bassorilievo, mentre all'ultimo livello c'era un'esedra racchiusa tra colonne tortili. Non conosciamo il nome antico, ma nel Medioevo viene chiamata prima Porta San Fermo per la vicina chiesa e poi Arco di Valerio, ipotizzando che fosse il nome del costruttore. Durante il basso Medioevo viene in parte demolita per ricavare materiale da costruzione e in parte inglobata in un edificio residenziale. Diventa Porta Leoni nel Cinquecento, quando la strada sulla quale si trova viene chiamata Via dei Leoni, perché all'epoca era conservata parte di un monumento funerario romano con sopra due leoni, probabilmente proveniente dall'area sepolcrale fuori dalle mura. È una fonte di ispirazione per molti artisti del Rinascimento, come Giovanni Carotto, Sebastiano Serlio e Andrea Palladio, e viene riprodotta o citata nelle loro opere. Sopra il pilone centrale si trova un'iscrizione notata durante il Rinascimento e riscoperta nel 1965 che è considerata l'atto di fondazione della Verona romana, riportante i nomi dei 14 che avevano commissionato le mura, le porte, le torri e le cloache della città.